Questo è un progetto che vuole sostanzialmente fare in modo che la biodiversità dei nostri boschi, la ricchezza di animali, di piante selvatiche che li caratterizzano, possa diventare un brand che possa essere usato per anche promuovere i prodotti e i servizi dei nostri boschi. La vera innovazione è che per la prima volta diamo degli indicatori quantitativi, cioè misuriamo veramente una serie di parametri che ci permettono quindi di dire con un numero sintetico quella foresta ha un livello X di biodiversità. Ecco, questa cosa era stata fatta in vari progetti in modo parziale e noi siamo convinti di aggiungere qualcosa di veramente innovativo mescolando aspetti classici per noi forestali come la descrizione e la struttura con aspetti quali invece il censimento di specie animali e vegetali. Il progetto ha un budget complessivo di 905.000 euro e è ripartito per 500.000 euro al leader partner, 250 circa al TESAF, all'Università di Padova, il secondo partner di progetto, e 150.000 circa al terzo partner di progetto che è la Camera di Commercio del Tirolo. Ha una durata temporale di 30 mesi, è iniziato nel giugno del 2018 e quindi andrà a termine nel dicembre del 2020. Il Dipartimento TESAF nell'ambito del progetto Biodelta 4 si occuperà di individuare degli indicatori per valutare la biodiversità strutturale dei popolamenti forestali e come una gestione selvicolturale, quindi una gestione attiva di questi popolamenti possa influire, possa modificare o anche implementare la biodiversità dei sistemi forestali. I servizi ecosistemici sono degli servizi che l'ecosistema svolge che vanno ad avere un impatto positivo sulla comunità umana, sulle collettività locali e globali. Sono tantissimi, numerosissimi, vanno dalla produzione legnosa alla regolazione, quell'effetto che la foresta può avere sul clima, sulla regimazione delle acque, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità, sull'equilibrio dell'habitat, sulla resistenza, anzi la resilienza degli habitat, fino ai valori culturali che una collettività locale esprime, ai valori storici, ai valori simbolici che una foresta può avere. Abbiamo messo a punto un primo set di indicatori, cercando un po' anche di guardare quello che stanno facendo all'estero, soprattutto in Svizzera, in Francia, ma anche in Italia. Abbiamo messo a punto 24 indicatori che adesso sono in fase di elaborazione, di studio, e sono indicatori diversi che vanno dalla ricchezza floristica alla presenza di microhabitat, alla presenza di buchi dei picchi, alla presenza di specie vegetali o animali rare o minacciate, ad altri indicatori, al fatto che un'area sia all'interno o meno di una zona protetta, che sia un habitat di interesse comunitario. Diciamo, sono diversi indicatori.